sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Sì, stasera sono qui, è perché so perdonare e non voglio gettare via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e ora che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Sì, stasera sono qui, è perché ti voglio bene, ed è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo, e ora che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Sì, stasera sono qui, è perché ti voglio bene, ed è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai, non lo sai, non lo sai, anche se tu non lo sai, non lo sai, non lo sai, anche se tu non lo sai. Un applauso a Carlotta Dal Post, buonasera. Grazie. Buonasera a tutti, rigorosamente dal vivo, giovanissima, guardate quanti giovanissimi questa sera. Sentiremo dalle loro voci cosa è successo, cosa sta succedendo, cosa succederà secondo loro e il perché di queste stragi di sabato sera. Ne parleremo questa sera e grazie di essere qui con noi. Il comandante della Polizia Stradale di Treviso, Alessandro De Ruosi, grazie comandante di essere qui, Grazie con la psicoterapeuta Sofia Mazzocco, grazie dottoressa, ma veramente grazie di essere qui anche lei, mentre alla mia sinistra abbiamo Don Franco De Marchi, parco di San Floriano, e un genitore, Italo Filippin, l'isola che non c'è, poi spiegheremo cos'è questa isola che non c'è, e poi tutti questi meravigliosi ragazzi. Quando noi sentiamo queste stragi, questi morti, queste assurde morti, pensiamo, ma che peccato, era così bravo, così buono, era un ragazzo d'oro, era un angelo, purtroppo è diventato un angelo. Però io adesso inizio con una poesia che mamma Michela mi ha pregato di leggere perché lunedì scorso non ce l'ha fatta, il nodo in gola era troppo grande, e poi la commenteremo con loro, con i protagonisti di questa sera, perché i protagonisti sono questi ragazzi. E sono 15 anni che dal giorno più brutto della mia vita ti ho cercato.
disperatamente, ovunque, nel posto più brutto dove riposa il tuo corpo, ma ad attendermi ogni volta solo freddo e dolore. Ti ho cercato nei tuoi libri, nelle tue cose, nelle foto, nei tuoi vestiti, nei tuoi soldatini, nella fede. E in questa mia estenuante ricerca ho ritrovato frammenti di noi, nella semplicità di un sorriso rubato, in un ricordo che affiora e profuma di te, nell'amore di chi ricorda sempre, anche dopo tutti questi anni. Ed è lì che io continuo ad amarti, ad essere la tua mammetta, a parlare al mondo intero di te, a cercarti tra la luce, i colori, la musica, le stelle, tra la vita che vince le tenebre, il dolore più nero. Passa una stagione, cedendo il posto ad un'altra, così gli anni vanno via veloci. Io resto qui, nello spazio eterno e immutato del noi che non torna. Il mio amore saprà raggiungerti ovunque tu sia. Ti voglio bene, mio Eros. E sono cresciuta tanto, tesoro mio, grazie a te. Di colpo ho smesso di essere semplicemente viva. Ora vivo tra il cielo e la terra, con il dolore accanto, a cui tengo la mano perché non voglio che vada via. Colgo ciò che a molti sfugge, scappo da ciò che i più inseguono e col coraggio da leoni affronto il resto della mia vita. Con gli occhi umidi, il cuore che sanguina, la mente assorta a cercarti ovunque, all'infinito, nella certezza che ci troveremo, tra le mani di Dio, nelle quali tu mi stai attendendo. È per te che non ci sei più, che piango tutte le lacrime che i miei occhi possono versare. Sopravvivo tra rimpianti e ricordi, pensando che tutto ciò non tornerà. Non si può riportare indietro il tempo, soltanto andare avanti in questa terribile lotta per trovare un briciolo di serenità. Ma la mia serenità eri tu e qui non ti ho più. Mi manchi, vita mia. Sapessi quanto era bello svegliarsi e trovarti vicino a me. Sapessi quanto era bello mentre lavoravo alzare gli occhi e vederti. Sorridevo in silenzio. Mi bastava che tu ci fossi, perché tu eri il mio universo. Sapessi quante cose non ho fatto in tempo a dirti, ma se tu ascolti il vento o la pioggia, sentirai il mio grido d'amore per te. Sapessi quanto importante per me era accarezzarti il viso e guardare nei tuoi occhi quella luce che rifletteva il mondo, quella luce che ora si è spenta, ma che presto io e te ritroveremo un giorno. La tua mamma Michela. Io non l'avevo letta la poesia, ve lo assicuro, l'ho letta questa sera, perché volevo capire la profondità di queste parole e se riuscivo a farvele arrivare a casa, non imparate a memoria. Io non voglio questa sera parole, slogan, frasi fatte. I ragazzi mi hanno chiesto, ma cosa mi domanderai? Quello che in quel momento io ti chiederò e tu risponderai. Allora, parlo con Filippo. Io ho letto questa poesia. Hai sentito questa ragazza bellissima, con questa voce bellissima, sì, queste parole stupende. Cosa vuoi dire? Dove vuoi iniziare? Beh, allora, sentendo la poesia, ho sentito, insomma, le parole di una madre che è distrutta ovviamente dal dolore, perché penso che perdere un figlio, soprattutto per quanti anni aveva? Giovanissimo anche lui. Perdere un figlio a una giovane età così penso che sia il peggiore incubo, diciamo, per un genitore, non solo per una madre, in generale. E penso che per noi giovani, dal nostro punto di vista, spingersi troppo al limite è inutile. Quando si sa, per esempio, che si viene fuori dalla discoteca, si esce dalla discoteca, si sa che non si è lucidi, è inutile, non è necessario spingersi al limite, insistere per mettersi alla guida, per esempio. Per esempio. Però tu hai detto una cosa, mi hai chiesto quanti anni aveva Eros? Sì. E io ti rispondo, ma non è l'età. Perché giovane si può essere anche a 50 anni, certo. È la testa che devi avere. Cioè questo osare, questo pericolo che ti fa sentire sempre più forte, questa sfida del pericolo. Ecco, passa la parola, sei? Kevin. Kevin. Ecco, questo sfidare il pericolo, questo dire io sono più forte del pericolo, la morte non esiste perché io sono una forza della natura.
ho una macchina fantastica e io riesco a dominare questa macchina, i miei amici possono stare tranquilli e poi magari a 200 metri da casa, 500, come sentiremo dopo, bam, esplode la macchina, ma esplodono le famiglie, esplodono queste mamme. Cosa vuoi dire, Kevin? Che questo pensiero ovviamente ce l'abbiamo tutti noi giovani perché diciamo, è un pensiero molto comune in noi, però è inutile perché diciamo che avendo questo pensiero che siamo, diciamo, ci rendiamo diciamo, grandi alla guida di un'autovettura molto, molto grande, però alla fine se non siamo lucidi con la testa ci porta solo a causare danni a noi principalmente e ad altri e anche alle infrastrutture. Kevin, una domanda che voglio farti. Tu hai parlato con il cuore, ma quando voi uscite, in quel momento, pensate più alla serata, a questa ragazza che avete vicino, che volete farvi vedere degli eroi, la forza proprio della natura, o pensate anche, se lo pensate, ma rispondimi sinceramente, alle persone che sono a casa che vi stanno aspettando? Beh, sinceramente, anche io come tutti i giovani, quando esco non mi faccio mai preoccupazioni, cioè non penso mai a vado fuori o magari anche se magari capita quella sera, però non mi faccio mai pensieri e dico può andare tutto bene, anzi mi sento grande, diciamo, però alla fine, ripeto, tutto un pensiero e tutto può cambiare una volta che non si è più lucidi e si può causare molti danni. Passo il microfono, adesso sentiamo una ragazza, parliamo con Francesca? Francesca. Allora, Kevin ha detto una cosa importantissima, mi sento grande. Cosa vuol dire secondo te, Francesca, sentirsi grandi? Secondo me sentirsi grande non vuol dire essere maggiorenni, avere un'età 50-70 anni. Essere maturi vuol dire aver coscienza, aver testa sopra le spalle soprattutto ed essere responsabili delle proprie azioni. Questo secondo me è essere una persona matura e responsabile. Secondo te siamo più mature noi come ragazze o sono più maturi loro? Cioè quando voi salite su queste macchine, cos'è che sentite? Siete voi che dite vai piano, non accelerare così, oppure state zitte e lasciate che loro vi conducano delle volte anche appunto alla morte? Beh, è soggettiva la cosa, dipende sempre dalla ragazza che si trova o dal ragazzo che si ha a fianco. Non c'è ragazzo e ragazza, bravissima. No, però bravissima, secondo Francesca. me bisogna aver coscienza delle proprie azioni. Secondo te i giovani hanno la coscienza di queste azioni? Tantissimi no. Tantissimi no. Passa la parola, il microfono a Gianluca, Gianluca. Cosa vuoi dire dopo aver sentito anche i tuoi compagni? vabbè, hanno ragione, cioè, anche noi quando usciamo non pensiamo sempre alle persone che sono a casa. Ci sentiamo un po' più liberi e quindi usiamo anche di più, però... Vi non opprime la sempre- famiglia un po', Gianluca? No, beh, No. è sempre stata comunque a sostenermi. E cos'è la libertà per voi nel momento che uscite? Cosa vuol dire essere liberi? Che hai detto ci sentiamo più liberi, cosa vuol dire? Dio, cioè, ci sentiamo in grado di fare anche cose che non dovremmo fare e osiamo. Passa la parola a Riccardo, Riccardo. E tu cosa vuoi dire? Questa è libertà. Cosa vuol dire? Conquistare la libertà a una certa ora, avere in mano la situazione, pensare di avere in mano la situazione invece non ce l'hai perché hai bevuto qualcosa in più, perché hai fumato un po' di più. Cosa vuol dire libertà? beh, vuol dire fare ciò che non si è coscienti di fare, ovvero sì, bere, ma poi mettersi alla guida non è sempre la cosa più giusta e non so, e poi anche alle famiglie a casa c'è sempre, cioè, ad esempio le famiglie che stanno in pensiero quando il figlio torna a casa a delle ore, non so, mettiamo alle 2 o 3 di notte e stanno sempre in pensiero o non dormono alla notte e questa qua è, cioè, è una cosa brutta e bisogna anche riflettersi prima di mettersi alla guida. Ma lo dici adesso perché sei qui questa sera
Oppure queste parole ti vengono perché le hai sentite, le hai provate, cioè telefono a casa, mando un messaggio a casa, cioè ti vengono in mente la tua mamma, il tuo papà che ti stanno aspettando e magari sei brillo, oppure non te la senti di ritornare a quell'ora perché magari vedendoti ti direbbero non così non va bene. Vabbè, io sempre prima di tornare a casa mando sempre un messaggio o chiamo i genitori così sanno che torno a casa e magari si mettono il cuore in pace e stanno un po' più sereni. Allora passa il microfono a lei che non ha parlato, adesso sentiamo cosa dice dopo aver sentito. E tu quando esci ti ricordi dei tuoi genitori che sono a casa in ansia? Io sì, anche cioè, prima di tornare a casa io li chiamo sempre per dire guarda che sto tornando, magari anche 5 minuti prima di essere a casa dico mamma guarda che sono qui senza farli preoccupare. Fate fatica a fare questi messaggi ragazzi, oppure li fate perché dovete farli o perché li sentite di fare il messaggio? Cioè siete obbligati a farlo perché sennò poi sono parole, oppure proprio vi sentite di dire stai tranquillo nel vero senso della parola, mi sento di dirti stai tranquillo. No, cioè, io li sento. Li senti quello Sì, che sì. dico? Grazie. Allora, adesso passiamo la parola alla professoressa. No, adesso facciamo il giro con la professoressa. Allora, professoressa, ha sentito i suoi ragazzi, una parte dei suoi ragazzi, poi ne sentiremo altri. Cosa le viene da dire dopo averli sentiti? Perché stanno parlando con il cuore veramente senza pregiudizi. Che bisogna ascoltarli di più, nel senso che se si dà loro la possibilità di esprimersi, loro poi in realtà tirano fuori il cuore e quindi secondo me è importantissimo dare loro questo spazio. Allora, passi il microfono. Hai sentito la professoressa cosa ha detto? Tu sei? Sì, Alice. Alice, tu cosa vuoi dire? Beh, che anche i miei compagni e la professoressa hanno ragione, che certe volte dovremmo più, cioè, avere più coscienza e fare meno, cioè, di testa propria. I ragazzi sono a casa che ti stanno guardando, Alice. Cosa vorresti dire a loro? Beh, che cioè, non importa fare il grande, vedersi grande fuori, perché alla fine, cioè, magari gli amici ti giudicano, ah, vai a casa troppo presto, o magari bevi poco, ma alla fine, cioè, bisogna fare quello che si sente di fare, non fare quello che dicono gli altri. Brava, Che è sempre la cosa sbagliata. Passa parola, allora. E tu cosa vuoi dire? Hai sentito cosa ha detto Alice? Bevi poco, devi bere di più, perché sennò non fai parte del nostro gruppo. Cosa vuol dire per te questo? Che secondo me le persone che dicono queste cose qua sono proprio le prime che dopo sbagliano e per paura dei pregiudizi degli altri bevono e si fanno vedere davanti agli altri e secondo me sbagliano perché se qualcuno, anche agli amici, se sei in gruppo con gli amici, se sei con gli amici dovrebbero conoscerti e apprezzarti anche come persona che sei, responsabile, che pensi alla famiglia, che pensi magari anche al tuo bene, a non fare danni e quindi dovrebbero anche cercare di non pensare sempre al fatto dei pregiudizi perché certa gente a volte sbaglia. Secondo te bevete troppo? In generale parlo naturalmente. Sì. Abbiate il coraggio di dire stasera Sì. le cose, bravissima. Anche lui faceva così con la testa. Questa sera dovete essere sinceri, anche se c'è il comandante della polizia che quando vi troverà per la strada magari vi dirà ti ricordi quella sera a Rete Veneta cosa hai detto? Allora passa parola, sentiamo adesso. Samuele. Samuele, allora bevete troppo Samuele? Sì. Sì. Ma perché bevete troppo Samuele? Perché non dite basta, continuate a bere, anche se sapete che poi state male, vi fa male, può far male anche agli altri? Soprattutto perché per farci a vedere forti, che non ci interessa a delle leggi, a della strada, che tanto non mi può capitare di fare un incidente, di ammazzare altre persone, perché non ci pensiamo proprio. Avete sentito? Sì, perché sono figo, Senti questo genitore, sono figo. Sì, perché sono figo, perché sono grande, perché se poi dico basta agli altri mi giudicano, non mi chiamano più nel gruppo. Con loro. Ma senti Samuele, c'è qualcuno che vi dice basta bere ragazzi, smettiamola? Oppure c'è la tendenza proprio ad andare oltre, a passare questo limite? Sì, c'è la tendenza ad andare oltre
No, sì. Cioè, c'è Beve questo troppo, incitamento sì, a sì, passare il limite. fino a star male poi. Fino a star male. Passa la parola. Tu sei? Michele. Michele, allora, dopo aver sentito questa confessione, diciamo, Sì. un po' generale, beviamo troppo, corriamo troppo, ascoltiamo poco, le regole ce le facciamo da soli, cosa vuoi dire? Secondo me la parola che ha detto Cosma, ad esempio nella mia compagnia ti capita di far feste a casa e bere tanto, però tra noi c'è sempre quel ragazzo che ti dice basta bere, ti prende la bottiglia e te la cava, tu non devi bere più perché stai male, perché ci è già capitato nella nostra pelle, anche di stare troppo male, cioè è esagerato bere, anche per i soldi, perché alla fine anche andare in discoteca, spendi un sfottio di skate e bevi anche poco e poi dopo ti fai male anche, fai male agli altri. Ti State comporti male. ammettendo che bevete, ma anche sapete che vi fa male, continuate a bere. Perché? Secondo me anche, cioè, parlando personalmente, quando vado in discoteca e anche per bere tanto dici vabbè ma non riesco a divertirmi, bevo, così sono ubriaco, faccio quello che voglio, ballo, non ti senti libero. Perché sei un po' fragile, non hai il coraggio se non bevi di fare quello. Magari sei timido, quando sei in là. discoteca dici vabbè bevo così. Ha sentito, comandante? Allora sentiamo il comandante, poi ritorno da voi. Comandante? Devo fare due premesse. La prima è che devo fare i complimenti a questi ragazzi perché io quando avevo la loro età, se mi avessero messo davanti a una telecamera, un microfono e magari a qualche rappresentante delle istituzioni in divisa, credo che non avrei detto una parola, ma neanche a pagamento, quindi davvero bravi, perché bravi, sì. Coraggiosi e già questo denota carattere, quindi Esatto. i complimenti glieli faccio in Avete partenza. capito? Questa è la prima. E la seconda è che loro stanno introducendo da soli, con la loro, come dire, con la loro sincerità, i grandi temi che poi sono quelli che noi trattiamo in maniera istituzionale o almeno proviamo a farlo per far capire, per far passare dei messaggi. E credo che stasera sentire loro dire, mi auguro che ci siano davanti alla televisione tanti loro coetanei, anche tante persone più grandi, perché poi in realtà quello che stanno dicendo loro, guardate che non è così tanto legato alla loro età, perché loro stanno dicendo con grande sincerità quello che succede a molte persone Bravissimo. anche della mia età È o vero. più grandi. Quindi insomma davvero un plauso per loro, davvero bravi. Purtroppo però, questa è la parte bella, questa è la parte dei complimenti, però purtroppo però hanno già evidenziato che un problema c'è, perché se tanti di loro, non dico tutti, ma tanti di loro da soli si rendono conto del fatto che si beve troppo magari, allora qualcosa da rivedere c'è, qualcosa su cui ragionare c'è, perché poi è vero che lo si può fare a casa, lo si può fare senza magari mettersi in macchina, ma non sono solo quelli i pericoli, i rischi, no? Cioè, noi stasera magari parliamo di quelli, però il fatto stesso di chiudersi in un ambiente per fare festa e portare, diciamo, alle estreme conseguenze fino allo stare male, no? Come ci ha detto poco fa uno di loro, e sono convinto che sia la verità, perché probabilmente lui ha più coraggio di molti altri, perché lo dice, molti altri non lo dicono, ma in realtà pensano e fanno la stessa cosa. Lui sicuramente da questo punto di vista è stato più sincero e più coraggioso anche. Allora forse dobbiamo cominciare a ragionare in maniera più approfondita su questo argomento, perché evidentemente poi la proiezione sulla strada di questo fenomeno è chiaramente solamente la conseguenza. Comandante, adesso faccio io una domanda a lei. Ma non pensa che questi drink, questi alcolici e superalcolici vengano forniti su piatti d'oro a questi ragazzi? Non le sembra che non è tutta colpa loro se bevono così tanto? Non le sembra che qualcuno sta approfittando di questa fragilità che abbiamo, che sentiamo, perché basta sentire dalle loro, e ne approfitta per un business che va oltre la loro età, oltre quello che vorrebbero fare? Perché questa è la moda. Devi bere, se bevi diventi scatenato, riesco a ballare anche con le ragazze, lui sta dicendo che ho ragione, e io le ho visti, io ho frequentato molte discoteche per vedere il comportamento. E alle 4 di notte, questo ve la racconto ragazzi, che io facevo i test con le crocette, pensate, e dicevo, ma perché bevi così tanto? Sei ubriaco fradicio, vai a casa. E questo mi guarda e mi dice, comandante, quale casa? A casa tua? E quale casa mia? Se vado da mia mamma, mi dice mio papà è uno stronzo.
Se vado da mio papà, mi dice quella di tua madre. E io sto qua, io sto bene qua, anzi bevo ancora di più. Allora, quanti ragazzi che io ho sentito, comandante, dobbiamo prenderli per mano e accompagnarli noi, non lasciarli. Non lasciare che questo business li sta distruggendo. Siamo noi la colpa, non è loro la colpa, comandante. Io la vedo così. Non avrò ragione, però io mi immedesimo. Sono di una fragilità unica, separazioni che li distruggono. La scuola che delle volte non riesce ad andare in profondità, non sempre, professoressa, di queste menti fragili che magari avrebbero voglia di dire chissà cosa e non viene ascoltato, ma non perché non si vuole, ma non c'è il tempo, c'è la materia, c'è qualcos'altro e magari questo ragazzo dentro di sé ha un mondo che non sa esprimere. Dottoressa, cosa vuole dire? Che sono perfettamente d'accordo con quello che stava dicendo, nel senso che prima, mentre stava parlando Michele e anche Samuele, stavo pensando perché bevono così tanto e io ho detto, mi sono risposta perché hanno sete e penso che la sete che hanno è la sete di vita. E io a volte parlo e dico ci sono dei bisogni che sono diciamo dell'essere umano, bisogni primari, come quello di bere e di mangiare. Abbiamo anche il bisogno di essere amati, di essere riconosciuti. Questi bisogni, se non sono saziati, ce li portiamo dietro tutta la vita. E a volte c'è una metafora che dice si chiamano bisogni a imbuto. Un imbuto, per quanto tu ci versi dentro qualcosa, non si riempie mai. E allora a volte quando ascolto anche le storie di ragazzi, di ragazze, ma devo dire anche di adulti, di papà, di mamme, metaforicamente mi sembra di dover mettere il dito sotto al loro imbuto in modo che possano riempirsi di vita. E quello che diceva prima Francesca mi sembra che era quello un po' che richiamava la responsabilità. Allora, diventare persone responsabili, lo dice la parola proprio responsabile, colui che sa dare più risposte. Una bambina, un bambino piccolo non è responsabile perché pensa che quello che pensa sia vero, sia reale, no? Invece noi grandi sappiamo che la mente si chiama così perché ci mente e che non è che tutto quello che pensiamo è reale. Se penso che c'è un elefante viola, non esiste anche se la mia mente lo vede, lo pensa, lo immagina e tutto quanto, no? Quindi a volte dobbiamo un po' più stare su questa competenza che è la responsabilità, cioè riuscire a capire che cosa va bene, cosa non va bene e in quel il bene momento... e il male allora, dottoressa. Sì, ma anche stare proprio su questa... Di cosa ho sete in quel momento là? Ho bisogno, mi sento un po' invisibile, ho bisogno di essere... Magari una semplice carezza, dottoressa, una coccola. Certo, quello... E non hanno coraggio di chiederla magari alla ragazza che magari a loro piace tanto. E allora chissà, bevendo magari questo drink in più, questo spritz, questa birra, che va molto di moda anche la birra, chissà perché, ma la birra alla grande, questa insicurezza. Esatto, cioè quello dico, se uno arriva un po' costruito dentro, come mi sembra che tutti loro sono un po', insomma, solo per il fatto di essere qui, riescono anche nei momenti forti a fare riferimento a questa loro roccia dentro di loro e a dire un attimo, a fermare magari un amico e dirgli magari no, magari basta, magari dai. Ecco, però ci vuole un po'... Allora magari guardiamo cosa hanno fatto questi ragazzi, flash mob.
bravi, bravissimi, bravissimi. Guardate quanto bravi sono questi ragazzi, basta lasciarli fare, dire, parlare, ma soprattutto ascoltiamoli. Don Franco, lei che di ascolto se ne intende, allora penso sia un leitmotiv, però sono poco ascoltati Don Franco, dobbiamo ascoltarli di più, perché forse diamo loro troppe regole, troppi ordini, troppi puntini sulle i, e guarda la camera deve essere a posto, ma chi se ne frega della camera in ordine, guarda cosa ha tuo figlio nella testa, chi se ne può fregare di meno della camera in ordine, ma guarda qua, guarda di là. Questo troppo non sta distruggendo anche il loro modo di crescere, Don Franco? Il troppo non è mai sicurezza. Il troppo è l'affermazione della grande insicurezza, perché il troppo vuol dire niente alla fine. Forse bisogna qualificare di più, qualificare le relazioni. Io credo che in questa nostra contemporaneità, che io chiamo un po' strana, siamo espertissimi di dare notizie, di informazioni, sappiamo tutto. Sappiamo che in questo momento cosa succede in Brasile, ma forse non siamo capaci di fare un sorriso a chi è vicino a noi, a dare un buongiorno, a mettersi a disposizione di un altro. Io mi sto divertendo con le persone a volte, no? Anche in luoghi, mi è capitato, lo racconto perché mi sembra simpatico, ragazzi. Ero a Campo San Piero la settimana scorsa per un ritiro con un gruppo donne di San Floriano. Sono andato via prima perché avevo impegni in parrocchia e dentro questo convento dei francescani c'erano altri che facevano esperienze religiose. Io cammino, incontro delle persone e dico buongiorno. Gli hanno risposto a lei? No. No. Anzi, una mi ha guardato con certi occhi e dice, ma cosa vuole questo qua? Voglio solamente un buongiorno. Le cose importanti, secondo me, cominciano dalle cose più semplici. Un ascolto affettivo, ma un ascolto affettivo sia da parte di noi adulti, ma ci deve essere un ascolto affettivo e anche disarmato da parte dei ragazzi. Forse noi partiamo sempre con l'idea che anche la nostra formazione ce l'ha data. Un'idea che l'adulto ha sempre ragione perché ha l'esperienza. Ma forse non è vero questo. Forse l'esperienza non si ha come bagaglio, ma l'esperienza la si fa giorno dopo giorno, momento dopo momento, nella relazione. Anche sbagliando. Anche sbagliando. L'errore è necessario. Io sto dicendo così, dopo vado dal vescovo, poi mi mandano via. Io sto dicendo che Dio ci ama perché sbagliamo. Sì. L'amore di Dio è dentro l'errore dell'uomo, perché quando l'uomo sbaglia è fragile, è debole, ed è lì che ha più bisogno, la chiamo io, un'overdose d'amore. Un'overdose che significa io sono a disposizione tua, io capisco, faccio fatica, ma ci sono nella tua vita. Professor Se Filippini, l'adulto fa questo, secondo me, secondo me i ragazzi danno credito poi a quello che lui dà. Forse troppo spesso noi invece partiamo che abbiamo ragione. Almeno mia esperienza. Sentiamo il genitore, Don Franco, cosa risponde? Ma io posso solo portare la mia esperienza. Che è importante. Sì, io ho perso mia figlia nel 2009 che è morta insieme al suo ragazzo a bordo di una moto. Una macchina praticamente non li ha visti, ha attraversato loro la strada e hanno urtato la ruota anteriore dell'auto, l'hanno spostata di 5 metri. Hanno fatto, mi pare, complessivamente una cinquantina di metri di volo, diciamo, d'effetto fionda. Sono andati contro una recinzione e poi hanno fatto altri 7-8 metri di rimbalzo.
Allora, il fidanzato è morto subito, mia figlia Chiara è sopravvissuta mezz'oretta e poi è deceduta anche lei. Io ho fatto, la dico brevemente, ho ricostruito la scena dell'incidente in una pedana e ho iniziato un po' a girare le scuole con questo allestimento. Nell'allestimento veniva ricostruita praticamente la scena dell'incidente, con la moto incidentata, 2 manichini, gli indumenti che Chiara e il Perché farsi ancora più male così, professore? Beh, io devo dire che questa cosa è stata, diciamo, un moto istintivo che ho avuto, forse ho cercato in questa maniera di sfogare, non so, il mio dolore, la mia esperienza. Io ho sempre detto, se fossi stato pittore avrei fatto un quadro. Per la mia esperienza poi lavorativa ho fatto questo tipo di allestimento. Però, ecco, volevo magari ricollegarmi a quanto detto finora. Io credo che a conti fatti quello che ho realizzato diciamo, sia stato importante per quanto riguarda il linguaggio. È molto importante il linguaggio che si utilizza quando si parla ai giovani. Il mio è stato, tra le altre cose, anche un linguaggio di verità, perché io, diciamo, da un lato presentavo la vita complessa di mia figlia, di Chiara, il suo essere cavallerizza, le sue passioni musicali, concerti, Green Day, Linkin Park, tutte queste cose La gioia qua. di vivere. Quindi la complessità di una persona. Dall'altro canto c'era la crudezza della rappresentazione e quindi in pratica credo sia importante nel momento in cui ci si mette in relazione essere veri. E che non vuol dire essere macabri, però bisogna che Guardare la realtà. bisogna presentare le cose per quello che sono, anche se possono sembrare crude. Altro giro di valzer, ragazzi. Partiamo, vai. Cosa dice questo papà che sta cercando in tutti i modi di farvi capire cosa vuol dire perdere una figlia e cercare di rimboccarsi le maniche perché questo non avvenga, ma soprattutto per far sentire la voce di sua figlia che non c'è più? Sicuramente è bruttissimo morire in un incidente, soprattutto la figlia, un figlio. Penso, cioè personalmente anche a me è capitato io guido un motorino e anch'io sono caduto certe volte e mi sono fatto un segno alla croce, era proprio un miracolo per me essere ancora, cioè sono caduto su una curva e stavo per andare addosso a un camion, il camion mi ha visto e ha frenato subito e anche quello mi sento di essere proprio fortunato. E hai guardato su e hai detto lassù qualcuno Sì. mi ama, vero Don Franco? Passa il microfono, veloce, così facciamo 2 o 3 giri, vai. E tu cosa vuoi dire? Hai sentito anche il tuo amico, has detto anche a me è capitato e mi sono fatto il segno della croce e mi è andata bene. Anch'io appunto ho un motorino e tante volte vedo che per fare un incidente ti basta poco, un attimo basta, una distrazione a guardare il telefono, perché tanti guardano il telefono anche col motorino, ci vuole un attimo a fare un Ma incidente. perché non riuscite a stare senza questo cellulare un attimo? Cioè io guido il motorino e devo guardare il cellulare. Ma spiegateci cos'è questo amore folle per questo aggeggio infernale che vi sta distruggendo. Non riuscite neanche a fare +2+2 se non lo fate col cellulare, non dico a voi ma parlo in generale. Sì, sì. 2+2 8. Cosa vuoi dire? È così? Non riesco a dare... Ma è così? Sì. Passa il microfono. Allora, 2+2? Sì, è qualcosa che ti viene spontaneo, non
dici vabbè, uso il telefono in macchina, vabbè, per un messaggio rispondo, non succede niente, pensi, e invece dopo succede l'inevitabile. Ma vi rendete conto la pericolosità, nonostante il comandante e tutte le forze dell'ordine non sanno più come dire non usate il cellulare quando guidate, le cuffie, e invece molto alla leggera secondo me. Cosa vuoi dire? Sì, che in quel momento proprio anche se lo dice una persona, a volte dici non importa, io riesco a fare molte cose, riuscirò anche a guidare guardando quel messaggio un minuto e non pensi a quello che potrebbe succedere. A me non può succedere niente, No, perché io domino la situazione, io riesco a gestirla. Passa il microfono. Alice. Sì, beh, sono d'accordo con i miei compagni. Il telefono è una distrazione, anche perché guardando un secondo il telefono non si calcolano quanti metri percorri senza Bravissima. guardarli. E quindi è una questione di attimi che magari attraversa la strada qualcuno e non te ne accorgi e Tu succede. adoperi il telefono, lo adoperi tanto, sto cellulare. Sì, lo uso abbastanza, ma magari la sera, dopo mangiato, quando che vado a dormire, prima di dormire lo uso, però durante il giorno non sempre. Passa il microfono. Professoressa, voglio sentire, lei usa il cellulare, professoressa? Io sì, però quando guido lo metto in borsa. Sì, certo che sì. Però ho l'abitudine di metterlo in borsa in modo tale di non usarlo, perché credo che bisogna insegnare anche a tutti, perché io vedo tantissimi adulti purtroppo che lo usano mentre guidano e hanno magari i bambini anche dietro. Imparare a dire no alle cose, cioè si spegne, punto. Tanto anche se succedesse qualcosa di davvero tragico, non è se io sono in auto che posso in quel momento intervenire, quindi non sono quei 5-10 minuti che ci cambiano la vita. Bisogna imparare un po' a staccarsi, avere la giusta distanza di questi mezzi, cioè usarli ma non farsi usare. Ma a scuola come vi rapportate con questi ragazzi quando parlate appunto dell'uso di questo cellulare? Molte scuole hanno fatto anche una settimana senza cellulare completamente. Noi abbiamo fatto una scelta un po' radicale, nel senso che i ragazzi consegnano il cellulare, all'inizio c'è una cassettina. Il comandante la sta guardando, ha fatto così con le mani. Nel senso che in professoressa. realtà avevamo due obiettivi. Un obiettivo era quello di non avere sempre quest'ansia, e ce l'hai, non ce l'hai, eccetera. Diventava anche faticoso, e perché poi c'è la nota e perché poi così. Il secondo motivo, almeno che noi così ci siamo confrontati, era il fatto di dire ogni volta che c'è ricreazione, noi ne abbiamo due, questi sono sempre con il cellulare e non parlano tra loro. Vediamo cosa succede se togliamo questo mezzo di distrazione relazionale. Mi sembra che qualcosa di meglio funzioni, insomma. Ha visto, professoressa? Sentiremo loro. Ha visto? Io dico sempre che basta accompagnarli per mano. Comandante, cosa vuole dire prima di sentire il giovanotto? Complimenti, perché io racconto un aneddoto, perché i miei genitori insomma, sono stati per tanti anni nel mondo della scuola, un insegnante, un preside, quindi insomma, ho sentito questi discorsi agli albori, diciamo, alla fine della loro carriera erano l'inizio dell'epoca, diciamo, dei cellulari, no? Quindi c'erano le prime avvisaglie di quello che poi si sarebbe, ahimè, verificato, e cioè questo isolamento sociale, perché poi di fatto uno strumento fatto per comunicare diventa uno strumento che isola socialmente. In realtà probabilmente non tutti ce l'hanno ancora chiaro, però negli anni si accorgeranno che hanno perso contatti, non aumentato contatti. Però vabbè, questo giustamente bisogna fare anche la propria esperienza. E mi ricordo che si domandavano, avevano anche provato a fare qualche gesto eclatante, tipo vietare il telefonino. I primi ad arrivare sono stati i genitori, a minacciare addirittura delle azioni legali nei confronti della scuola, che impediva al genitore di poter essere in contatto con i propri figli, come se la scuola fosse un ambiente quasi pericoloso, oscuro, dove magari, insomma, chissà cosa può capitare a un figlio mentre è a scuola. Allora forse mi viene da pensare che questi genitori magari temevano che i loro figli a scuola ci andassero un po' poco, e allora dice: sai che c'è, se hanno il cellulare almeno magari so dove sono, perché normalmente se uno va a scuola, se uno ha bisogno di parlare con suo figlio per un'emergenza, chiama la segreteria, segreteria saprà dove andare a cercarlo. Siamo diventati grandi anche senza di questo. Esatto, ma io credo che la professoressa abbia già sentito
come dire, se non direttamente tramite qualche collega, qualche genitore che abbia manifestato il suo disappunto per questo motivo. Ecco, allora forse dovremmo ragionare un po' di più con i genitori e magari un po' di meno con loro. Ecco. No, loro devono far ragionare i genitori, perché lo sbaglio grande è il genitore mica suo. Vai, cosa vuoi dire tu? Ma allora intanto penso sia lodevole ciò che sta facendo il Signore, cioè portare la propria esperienza, possiamo dire personale, A Italo-Filippini. Sì, penso sia molto lodevole, perché può davvero far capire ai ragazzi qual è la serietà, cioè la gravità, perché tante volte si sottovaluta, sì, è successo, però bisogna capire davvero qual è il motivo, la gravità. Si sottovaluta molto, io vedo comunque anche molte cose, cioè si prende tanto alla leggera questi fatti, no? Questi incidenti, questi ragazzi che magari escono di strada. E per quanto riguarda l'uso del telefono, sì, sono d'accordo, c'è un problema, perché vedo che comunque ragazzi giovani e anche meno giovani, anche magari chi guida, non guida solo macchine, anche autisti, camionisti, usano il cellulare, è un problema serio. Bravo, bravissimo. Kevin? Beh, dico che l'utilizzo del telefono in tutti i casi alla guida è molto sbagliato, perché parlo perché io ho il padre camionista e anche il fratello, e mi hanno raccontato, diciamo, di storie e anche incidenti causati appunto dall'utilizzo del telefono, che stati fatali per... Qual è la raccomandazione che ti fa tuo papà e tuo fratello? Qual è quella che senti di più? È di avere sempre 1000 occhi quando si va via per la strada, perché la prima cosa da utilizzare veramente è la testa, non il veicolo, perché il veicolo sì, ci porta dove vogliamo, però se non abbiamo la testa per guidare facciamo solo danni e appunto possiamo recare danni. Guardiamo il prossimo servizio. Un cesto di rose rosse e 2 parole, tuo Alberto, quasi a sigillare un amore finito troppo presto e nel peggiore dei modi. Ora Giulia Zandarina riposa qui nel cimitero di Salvarosa, 2 passi dall'ospedale San Giacomo, dove Alberto si trova ricoverato in chirurgia fuori pericolo di vita. Gli esami tossicologici hanno dato esito positivo, rilevando, seppure con valori contenuti, la presenza di cannabinoidi. Questo però non significa che il ragazzo fosse sotto effetto di stupefacenti al momento dell'incidente, quella tragica notte di Halloween. Tracce possono restare nell'organismo per settimane, anche più di un mese. Intanto le ceneri della ragazza sono state salutate con un'ultima straziante cerimonia con familiari e pochi intimi. È stato un momento di grande intimità, un momento di grande dolcezza anche, pur nella tragedia, ma è sempre in questo tentativo di guardare oltre e di dare sempre questo abbraccio che è importante. E l'abbraccio di Castelfranco è stato corale e continuerà a esserlo. Sabato prossimo, il 16, si terrà la tradizionale fiaccolata per le vittime della strada, ma quest'anno ci sarà un ricordo per Giulia, una lettera delle amiche. E anche lì cercheremo di dare speranza ai genitori che hanno perso i figli, ma anche di dire con forza che non si scherza con la vita, è il dono più grande che uno ha e la vita deve rimanere un dono per essere donato agli altri. Restano trincerati dietro il loro dolore i familiari, chiusi a San Floriano i balconi blu della casa della mamma di Giulia, Renata, mentre il papà di Alberto, Franco Antonello, preferisce non rilasciare dichiarazioni. Allora, passo il microfono. Allora, hai sentito Don Franco, le parole che ha detto Don Franco, questa lettera struggente delle amiche. Cosa ti senti di dire, vedendo queste immagini che sono molto forti? Questa ragazza che non c'è più, perché? Perché avevano bevuto un po' di più, avevano fumato qualcosa, però dopo è sparita la loro vita. Che vita farà questo ragazzo, secondo te, con questo peso enorme che avrà nella coscienza di questa sua adorata ragazza che non c'è più? Allora, io penso che ci si può divertire anche senza alcol, cioè senza fumo, Cara lei, perché la vita è solo una e non si deve sprecare così. Anche perché a casa abbiamo genitori, amici, quindi non serve bere. Passa il microfono. Si può divertirsi, come ha detto Sara, senza fare cavolate. Si può chiamare 4 amici a casa, fare una
una partita a carte, si può uscire, andare al cinema, ma senza esagerare. Però il tuo amico ha detto: se io non bevo non faccio parte del gruppo, perché è il gruppo che mi dice: perché bevi così poco? No, ma dai, bevi, ma che uomo sei se non bevi? È una scelta che fa lui, non io. Hai capito? È una scelta che fai tu, cambia gruppo, te l'ha detto, cosa fate su quel gruppo là? Passa il microfono. Tu cosa vuoi dire? Sì, no, ok, sono d'accordo con loro che ci si può divertire anche senza Tu alcol bevi? comunque. Sì, se capita sì. Tanto o poco? Dipende, Se capita, il giusto. forti, sentite bene le risposte. E guarda, non sono premeditate, Ma cosa vuol dire il giusto per te? Cioè, cos'è un giusto per te? Bene, cos'è il giusto? Cioè, capire tanto i tuoi limiti quali sono e prima cosa mai sorpassarli. E comunque sempre capire che hai gente a casa che ti aspetta, c'è gente comunque che ti vuole sempre bene insieme a te e quindi anche un po' portare rispetto perché ok essere ubriachi tutto quanto, però... Come ok essere ubriachi? No, ok cosa essere vuol ubriachi. dire ok essere no, ubriachi? ho sbagliato. No, cioè che non va bene appunto, perché... Però ubriacarsi anche ti dà un po' più di, così, di allegria, diciamo così, ti senti un po' più libero, più agile, voli un po' di più, mentre se non bevi, diceva giustamente, ed è vero quello che dice, volate poco, non avete voglia oppure non riuscite a prendere... Non ci sentiamo appunto parte del gruppo. Comandante, bisogna ascoltarli sti ragazzi, molto molto. Passa il microfono. Allora, tu bevi? Io cioè, sì, ma... No, sì, ma bevi o non bevi? Sì, bevo. E il limite qual è secondo te? Il limite, non c'è un limite. Non c'è un limite. Dio, io non bevo tanto, ma cioè, bevo un attimo per stare in compagnia, ma poi se so che devo andare a casa o con la moto o con la macchina, cerco di o non bere o bere pochissimo, il giusto un attimo per asciugarsi la lingua, ma poco, niente. Alzate la mano chi è astemio di tutti voi. Guardate bene, guardate bene. No, i ragazzi, sto parlando dei ragazzi. Io non posso essere astemio. No, non puoi, Udo Franco, se bisogna tutti i giorni che beva quasi. Cioè, tutti voi dite bene. Io devo studiare il nemico per poterlo combattere. Perciò, assolutamente. Però, sono sinceri. Però posso dire una cosa? Prego, comandante. Allora, giustamente, visto che in questa serata la mia è la divisa, ricordiamo anche quali sono le regole, perché sennò magari potrebbe passare un messaggio un po' alterato. Allora, è vero che non si può bere diciamo sotto, come si dice, sotto una certa età non si può bere, va bene. Dopo una certa età però si può, non è vietato. Dobbiamo chiarire questo concetto. Perché qual è l'età che non si può bere? Questi ragazzi, insomma, sono non i si possono 14 o i 16, comandante? Quando io vado al bar, se ho 16 anni, posso bere? 18. Perché non si può bere? No, perché non a 18. Allora, chiariamo un concetto però che è legato alla maggiore età, alla maturità e quindi al fatto stesso che, ok, d'accordo, il neopatentato, il ragazzo che ha 18 anni prende la patente, per i primi 3 anni non può bere quando guida, perché il tasso alcolemico consentito è 0, l'unico consentito, quindi non ci sono eccezioni. Però verrà un momento, e sarà vicino, perché 3 anni passano in fretta, in cui sarà, allo stato attuale della normativa, è consentito, guidare con un tasso alcolemico fino a 0,5 grammi nel sangue di alcol, ok? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che qualcosa si può bere, cioè è possibile bere qualcosa. Allora forse bisognerebbe cominciare a ragionare più che diciamo demonizzare in sé per sé il concetto del bere, forse dovremmo cominciare a lavorare un po' sul bere bene. Forse dovremmo Cosa vuol dire bere bene, comandante? Noi viviamo anche un territorio che di certi prodotti enogastronomici ha fatto la sua fortuna e la sua storia, quindi sarebbe anche un assurdo criminalizzare qualunque alcolico. È un messaggio che tendenzialmente non diamo in nessun caso. Quello che diciamo è: se guidi non bere, d'accordo,
d'accordo, questo è un messaggio forte e fondamentale perché è di estrema importanza, ma quello che forse su cui dovremmo lavorare di più è il concetto del bere bene, per evitare che il bere sia finalizzato esclusivamente a ubriacarsi, allo stare male o a superare quella soglia di come dire, inibizione che abbiamo naturalmente un po' tutti quanti e che magari l'alterazione ci aiuta a superare. Se come si dice, il parroco ci insegna che mi corregga se sbaglio, un goccetto lo prevede il Padre Eterno, voglio dire, allora vuol dire che forse così sbagliato non è, come dire, è quel goccetto è abbinato a determinate situazioni che può diventare pericoloso. Allora questi ragazzi io non conosco tutte le loro età e non conosco neanche i mezzi che guidano, in realtà adesso registriamo tutto, poi quando escono ovviamente abbiamo, però questo insomma fa parte del gioco. Però come dire, è giusto che imparino anche a conoscersi e a conoscere quello che poi gli capiterà nella vita, perché come abbiamo visto prima nessuno di noi ha alzato la mano, perché anche noi adulti tendenzialmente il nostro il bere qualcosa fa parte della socialità, fa parte della convivialità e sono aspetti importanti anche della nostra cultura, e della cultura, sono aspetti importanti. Cioè, non è che ci nascondiamo, da piccoli si inizia a bere, perché una volta mi ricordo quando uno stava male addirittura gli dava a Marsaia, cioè non so, comandante, perché faceva bene, tirava un po' su, se era giù, cioè era così. Allora cominciamo a lavorare su questo, perché loro hanno detto un sacco di cose interessanti. C'è qualcuno che vuole fare una domanda al comandante, visto che avete la fortuna di averlo qui questa sera? C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa al comandante dopo quello che ha detto? Nessuno? Dai, pensiamo il microfono, grazie. Sentiamo. Oh, bravo, così mi piace. Prima la targa del motorino. Così prima la targa del motorino. Se io ho una compagnia e quello che guida, cioè andiamo in discoteca, siamo in 5, quello che guida non beve, cioè si mette proprio non beve Red Bull, beve acqua, però gli altri sono magari uno di quelli dei 5 che è in macchina è ubriaco. Se lei lo fermo, loro sono a posto, anche quelli in macchina che non guidano, anche loro sono sanzionati. Cioè, no, a meno che la loro non sia si chiama la norma che punisce eventualmente comportamenti molesti, è se una persona che ha bevuto e quindi è ubriaca dà fastidio o come dire, fa qualcosa che non va ad altri. Allora questa sua ubriachezza si chiama molesta e allora può essere sanzionata, non so, rompe qualcosa, si mette a fare danni in giro, allora in quel caso può essere sanzionata l'essere ubriaco. L'essere ubriaco accanto seduto dentro una macchina, no, non comporta nessuna sanzione. C'è qualche altra domanda? Andiamo col prossimo servizio. Ma aspetta un attimo, facciamo una roba. Allora per dove dobbiamo andare? Subiamo il video. Di qua, fermi! Allora, abbiamo chiuso il primo tempo, poi sentiremo questi ragazzi cosa diranno di questa anche passeggiata che hanno fatto. Perché passeggiare? Perché passeggiare vuol dire essere vivi. Prossima canzone, cosa ci canti Carlotta, che chiudiamo il primo tempo? Quando una stella muore di Giorgia. E vai Carlotta. Cambia il cielo, cambia la musica dell'anima, ma tu resti qui con me. Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili, e da lì non te ne andrai.
cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa quando una stella muore, che brucia ma non vuole, un bacio se ne va e l'universo se ne accorgerà quando una stella muore, fa male, fa male. Tra le notti sotto agli occhi porto livide, ho imparato a modo mio a leccarmi le ferite più invisibili, così che si fa. La vita cambia idea e cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa quando una stella muore, che brucia ma non vuole, un bacio se ne va e l'universo se ne accorgerà quando una stella muore, fa male a metà tra il destino e casa mia, arriverà la certezza che non è mai stata colpa mia. Non è stata colpa mia. Un bacio se ne va e l'universo se ne accorgerà quando una stella muore, fa male. Grazie. Tra pochissimo, non cambiate canale, fra poco. Io non credo nei miracoli, meglio che ti liberi, meglio che ti guardi dentro. Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene come se il mondo è contro te e tu non sai perché, lo so, me lo ricordo bene, io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò, perché così mi sento accanto a te, viaggiando contro vento risolverò, magari poco o niente, ma ci sarò, e questo è l'importante, acqua sarò, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento. Tanto il tempo solo lui lo sa, quando e come finirà, la tua sofferenza, il tuo lamento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene come se il mondo è contro te
e tu non sai il perché. Lo so, me lo ricordo bene, io sono qui per ascoltare un sogno, non parlerò se non ne avrai bisogno, ma ci sarò, perché così mi sento accanto a te, viaggiando contro vento, risolverò, magari poco, niente, ma ci sarò, e questo è l'importante, acqua sarò, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento, viaggiando contro vento, viaggiando contro vento. L'acqua sarà che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando contro vento. Grazie. Bravissima Carlotta Dal Post, la musica di Angela. Allora ragazzi, come vedete abbiamo anche dei volti nuovi, abbiamo un altro professore, Matteo Bellini, professore, prima era dietro le quinte. Cosa dice a questi ragazzi che hanno parlato, come ha detto il comandante, proprio sicuri di quello che dicevano, ma soprattutto di quello che sentivano in quel momento quando parlavano? Beh, parlarne vuol dire prendere coscienza di qualcosa che magari si pensa, ma nel momento in cui è solo pensiero si dà per scontato. È quell'invincibilità di cui si parlava anche prima. In realtà discuterne è proprio un modo per entrare nel reale e per capire quali sono i limiti e per iniziare a ragionare su quelli che sono i propri limiti. In realtà ho avuto anche modo di parlare con i ragazzi che erano dietro le quinte e dicevano ma c'è ancora qualcosa non detto, si può andare oltre e spero lo scopriremo durante questa puntata. Perché i ragazzi che prima erano dietro le quinte adesso sono dentro le quinte, che sono qui. Allora iniziamo con te. Ti chiami? Eric. Allora, cosa vuoi dire? Il professore ha detto dietro le quinte si diceva si può andare oltre. Cos'è l'oltre? Sei emozionato o ammutolito? Mettiti il microfono vicino che così sentiamo se hai la voce. Non ho capito il senso della domanda. Nel senso, l'oltre per te, che diceva il professor Matteo Bellini, cosa vuol dire andare oltre? Parlare di altro? Parlare di altro oppure bere oltre il necessario, fumare oltre quello che si deve fumare? No, assolutamente no. Correre oltre la velocità che io mi sono imposto? No. E allora secondo te cosa bisogna fare? Forse oltre si può dire guardarsi più se stessi che pensare agli altri, come vedono gli altri. Prima, quando parlavamo io e te, prima di entrare nello studio, tu dicevi dobbiamo fare forse un passo indietro. Questo era il succo del discorso, dobbiamo stare un po' più attenti a come ci comportiamo. Sì, è vero. Sei bisogna molto essere timido? più responsabili. No, bisogna Il essere più microfono ti responsabili. crea problemi? Cos'è che c'è? Cos'è questa voglia che hai di dire qualcosa però magari non trovi le parole? Cosa vorresti dire questa sera avendo sentito i tuoi compagni? Che bisogna i tuoi amici? essere più responsabili di ciò che si sceglie. Ad Sì. esempio, se io devo scegliere di tornare a casa con un ragazzo che mi porta, che è ubriaco, è Non ovvio. sali. No, esattamente. Non Quindi è che hai la voglia di colpa- provare questo brivido e dire bah sì, proviamo. No, assolutamente. La colpa non è solamente del guidatore, ma anche appunto della scelta del... Bravo. Del gruppo. Esatto, Del gruppo. esatto. Ecco, anche tu dici, di sera passiamo il microfono anche a lei, che è entrata anche lei, era dietro le quinte. Tu cosa vuoi dire allora? Beh, Sei? voglio... Camilla. Camilla, allora. Ok.
Beh, sicuramente voglio dire che comunque è una responsabilità che ci si prende sia da entrambi le parti, sia dal guidatore che dal passeggero, insomma, dalla persona che si porta a bordo. E è una scelta che comunque si può decidere di fare, perché comunque ci sono le alternative. Per esempio, a volte decidere di chiamare il genitore, che comunque sicuramente è la prima persona che si preoccupa di te, e dire: ok mamma, guarda che sono in una situazione così, o papà, e ho bisogno di un passaggio, non ti costa niente e può anche migliorare la situazione, che potrebbe andare a male sia per te che per anche il guidatore, perché se non è in ottime condizioni non le sei tu, e di conseguenza se non lo sei tu puoi anche distrarre il conducente. Senti Camilla, è quel ragazzo che ha preso la macchina, quel sedicenne della mamma a sua insaputa, e che poi ha fatto salire ben 7 persone in questa macchina, erano in 7, e lui ha perso la vita. Cioè questi ragazzi che sono saliti con lui, secondo te quanta colpa hanno che adesso questo ragazzo non c'è più? È anche loro la colpa, oppure però, è capitato? Beh, sicuramente, quei ragazzi potevano, è semplice capire che non è giusto l'azione, non era giusta l'azione che stavano facendo. Di conseguenza, visto che era così evidente, potevano benissimo dire, hanno la parola e anche il potere di decidere. Potevano benissimo, come dire, o non salgo, o guarda che stai facendo una cavolata. Permesso, passiamo il microfono a... Sì, appunto, anche Sei? Marco. Marco, dai. Anche il fatto di attribuire le colpe al ragazzo, cioè cosa gli attribuisci? Aveva cosa? Una birra nel sangue? Cosa penso? Che uno di 18 anni, 19, una birra la senta? Cioè io lo conoscevo il ragazzo bene o male, non è che una birra gli avrebbe cambiato la vita. Adesso lui si prende tutte le responsabilità. Ma la ragazza, essendo sua ragazza, lei sapeva più o meno. E lui sta riferendosi al ragazzo di Castelfranco, giusto? E poteva benissimo anche lei provare a convincerlo, eppure non l'ha fatto, quindi se tu sali sei responsabile di quello che fai, o comunque non l'ha convinto, secondo me anche perché non lo vedeva in tale situazione di uno che non riuscirebbe a guidare una macchina, perché infatti ha avuto un colpo di sonno, adesso i telegiornali parlano dello spinello che fa male. Come hai detto, è andato più giù di voce, fa male. Che fa male, no, è lei che mi dice, ha avuto un calo di voce. Ecco, si è sentito, per quello te l'ho detto. Cioè non puoi attribuire la colpa anche al 0,3 di birra nel sangue, perché comunque lei era tornato alle 8 del mattino. Come fai a dire che una birra alle 8 del mattino non ti permetta di seguire la strada? Guarda il comandante come ti sta Ha avuto guardando. un colpo di sonno, e quello se può succedere a tutti, come avremo anche dopo un esempio. Ha avuto un colpo di sonno, non te ne accorgi, non puoi farci niente. Lui sa benissimo che sua amorosa ci stava insieme da troppi anni. Lui non avrebbe messo mai a rischio la vita di sua amorosa. Per cosa? Lui è tornato perché pensava di farcela, ha avuto solamente un colpo di sonno, perché alla fine sfido, torni al mattino alle 8 da Jesolo, fuori fa freddo, ok, la ragazza quasi sicuramente dormiva secondo me, perché avrà potuto bere di più. Non c'è qualcuno che ti tiene sveglio, che comunque serve sempre qualcuno che ti parli mentre guidi, se proprio senti che hai sonno. Non c'era nessuno che lo teneva sveglio, era dentro in macchina al caldo, gli è venuto un colpo di sonno, sicuramente. Io sono sicuro che lui non è morto per una birra. Comandante, cosa vuole rispondere? Io purtroppo, non serve, lui è microfonato. Io purtroppo temo che invece quella birra, o se così si può dire, quello 0,3 o quel qualcosa che comunque ha alterato le sue condizioni di guida, abbia inciso profondamente e pesantemente. Non sarà stata l'unica causa, sicuramente la stanchezza può aver contribuito, la distrazione magari invece che dormire, magari si chiacchierava, magari, che ne so io, si guardava anche il telefono. Possono essere tantissimi fattori che hanno inciso, e noi oggettivamente non li conosciamo e quindi non possiamo dirlo, però possiamo dire che se c'era una qualunque quantitativo di sostanza in grado di alterare le condizioni di guida del conducente, quel quantitativo ha fatto la sua parte, ed è ora di finirla anche di convincerci, di autoconvincerci, perché è un po' come dare una sorta di giustificazione a noi stessi, no? Ma sì, ma tanto non è stato quello, in realtà è andata così perché doveva andare così, perché la stanchezza, perché è normale alle 8 di mattina. No, non è normale, alle 8 di mattina si è stanchi, ci si ferma a dormire. Ne ho visti centinaia e migliaia. E allora di farlo. perché quel 0,3 di birra a 18 anni fa un effetto, 5 anni dopo però puoi arrivare a 0,5 e quello non altera? Assolutamente, l'alterazione è diversa, ed è diversa anche dallo stato metabolico dell'organismo, non si è sempre uguali. O dalla persona. Dalla persona, sono 1000
fattori. Mi dispiace che non ci sia la dottoressa, che sicuramente avrebbe potuto dare qualche elemento in più, o che non ci sia un medico che potrebbe spiegare, come ha spiegato a me anni fa. Faremo un'altra puntata, comandante. Spiegando esattamente gli effetti scientifici dell'alterazione alla guida, e l'osservazione fatta molto pertinente. Questo ragazzo è evidentemente un ragazzo intelligente, che dice: ma come per 3 anni altera lo 0,3 e dopo 3 anni magicamente non altera più? Non è vero, è ovvio che l'alterazione c'è comunque, subentra un fattore esperienziale diverso. L'età aiuta a capire che quella piccola alterazione può essere quanto ti basta per rimanere a casa o per chiamare il taxi, mentre invece quando sei nell'entusiasmo, nel pieno entusiasmo magari della novità della patente, che sappiamo tutti, ci siamo passati tutti, è un momento esaltante in qualche modo, no? È una dimostrazione di capacità, di libertà, di maturità, perché è ciò che codifica la maggiore età. Quindi è un qualcosa che incide profondamente, forse ci vuole un po' di tempo per imparare a gestirlo. Ma perché non è andato a casa quando hanno ritirato la patente? Perché ormai continuare? Era già arrivato a Jesolo e si era fatto 1 ora e 20 di strada e ha detto: ormai sono qua, me l'hanno ritirata, la serata non me la rovino, almeno provo un attimo a straviarmi, dopo al mattino ci penserò, cioè quello penso. Ascolta, può essere che non voleva rovinare la serata alla sua ragazza? No, sentiamo cosa mi risponde. Non voleva rovinarsi lui la serata, perché alla fine ti hanno appena ritirato la patente, sfido chiunque a non aver la serata un po' rovinata. Cioè, secondo me ha provato un attimo a non pensarci. Andare oltre? Non andare oltre, se aveva un 0,3 andare oltre di cosa? Ha sentito? Cosa risponde? Don, lei che ha vissuto questa tragedia in prima persona. Sì. E ho avuto anche la possibilità di avere dei lunghi colloqui con i genitori, sia di Giulia che di Alberto. Quello che mi dà fastidio, che mi fa star male, è che troppo spesso si giudica e si parla per sentito dire, e la realtà forse non la si conosce. Perché? Perché è così. Forse io sono un pochettino più addentro a queste cose, perché ho avuto anche le confidenze, eccetera, e non mi sembra di metterle qui adesso, no? Ma io credo che se c'è una regola va rispettata, piaccia o non piaccia. Se c'è una regola va rispettata. Non si rovina secondo me, non si rovina una serata per colpa di qualcun altro. Tante volte siamo noi quelli che roviniamo la nostra vita, perché probabilmente non abbiamo ancora, non siamo ancora arrivati al concetto bello di che cos'è la bellezza della vita. Quando si è giovani si dice tante cose, ma poi diventando un pochettino più grandi ragazzi, quando si diventerà un pochettino più grandi, allora, come ho detto anche quella serata lì, bisogna passare secondo me da una mentalità che è tutto per me e invece mi occupo dell'altro. Simone Mosole, cosa risponde a Don Franco? Lei che giustamente ha detto: io ho provato, mi è andata bene, mi sono fatto il segno della croce, anch'io, ho distrutto la macchina, però sono qui che posso portare la mia testimonianza, che però è una testimonianza che per elaborarla ci sono voluti anni, vero Simone? Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di raccontare la mia esperienza e ho la fortuna di poterla raccontare. Io tornavo da una serata, come avevo un attimo spiegato ai ragazzi, piacevole, senza alcol, senza fumo. Ma avevo la fortuna di lavorare, andare al lavoro al mattino tardi, perciò ogni sera era buona per fare un po' di festa in più. A 500 metri da casa ho il colpo di sonno. Non potevo, a quell'età, io di anni ne avevo 23-24 ed ero anche già più avanti di loro forse. Nonostante tutto, non pensi che possa capitare a te. E
più ti avvicini a casa e più sei sicuro di arrivarli. Ma così non è stato. Cosa è successo? Chiudiamo gli occhi, facciamo strada senza accorgercene, ho invaso la corsia opposta e sono andato, come si dice, giù per il fosso con la mia automobile, che si è quasi completamente distrutta, e mi sono fermato con il tetto a 1 metro da un ponte di cemento. In quel barlume di lucidità e tensione, la scarica di adrenalina, io ho addirittura estratto il giubbetto catarifrangente per poter uscire dalla porta, ero piegato sul fianco, sono uscito e ho chiamato aiuto. E quando i passanti si sono fermati mi hanno chiesto dove erano i feriti. In realtà l'unico ero io. E cos'è che ti preoccupava di più quando sei uscito dalla... Sentite bene, perché io lo so la storia, me l'ha raccontata. Anche per educazione e per esperienza, per i familiari che avevo, perché mio papà ha lavorato sulle strade, mio nonno anche, adesso quando anche mio suocero ha saputo che anche lui ha lavorato lì, il primo pensiero era: oddio, ho distrutto la macchina, mio papà, mia mamma, i miei cosa mi dicono? Avete capito? Il Cioè, pensiero qual era? il trauma non era la possibilità di aver perso la mia vita, ma era cosa ho perso di materiale. Io ho perso tutto, lì avevo cellulare, avevo tutti i miei oggetti, sono rimasti là, e probabilmente anche una parte di me è rimasta là. Cos'è che hai fatto fatica, ma ancora adesso raccontandola si sente che la stai vivendo? Cos'è che è quella cosa che ti ha colpito di più? Cioè uscire da questa macchina distrutta? Qualcuno mi ha chiesto come fai a ricordarti bene, così bene i dettagli, a avere ancora così vivo il ricordo. Beh, mi ha segnato, è una cicatrice per me indelebile, e faccio quella strada tutti i giorni perché ci abito vicino. E cosa hai imparato da quell'esperienza, Simone? Beh, uno che, come hanno detto i ragazzi, la vita è molto preziosa, ma l'ho imparato con gli anni e l'ho metabolizzato con gli anni. Dai ragione a Don Franco allora. Sì, loro non possono capire adesso cosa si può perdere, perché io sono cresciuto... Chi vuole rispondere a Simone? Rispondi tu, dai, passa il microfono. Cosa vuoi sentire? Cosa vuoi dire? Rispondi. Forse non capite abbastanza, siete ancora troppo giovani. Sì, sicuramente ha ragione. Come mia madre mi dice spesso, noi giovani facciamo una valutazione sbagliata dei rischi, che quindi vuol dire che non pensiamo alle conseguenze di quello che andiamo a fare. Metti vicino alla bocca per cortesia il microfono. E pensando alle conseguenze, quindi se ti aspetti qualcosa, è molto più semplice che questa cosa non accada. E quando tua mamma ti dice questo, cosa provi? Sicuramente le dico che ha ragione. Provi fastidio sentire magari sempre le parole, oppure dici ma basta mamma, lo so? Dici così, fastidio vero? Sì, però so in fondo che comunque ha senso, ha ragione, però va a finire che cadiamo sempre, ci rialziamo per carità, però cadiamo continuamente anche se te lo dicono, però è così. Professore, cosa vuole aggiungere? Userò le parole di un padre che mi raccontava che stava insegnando alla figlia a guidare la macchina, stava facendo la patente, e la figlia continuava a sbagliare, non riusciva a mettere le marce, e continuava a rimproverarla su questa cosa, e la figlia continuava ad arrabbiarsi perché il padre la rimproverava, finché il padre ha detto: la lascio sbagliare, quando allo stop, quando insomma farà la brutta figura, vediamo se è lei che viene a chiedere aiuto a me. E nel momento in cui è andata a chiedere aiuto, ha detto: allora è pronta per ricevere il mio consiglio. E così insomma è stata la cosa. La riassumo così: il compito di noi adulti è quello di accompagnarli e stare attenti che non si facciano male. È comprensibile che alla loro età non ci sia una valutazione dei rischi. Dobbiamo fare del nostro meglio per far capire quali sono questi rischi. Purtroppo l'esperienza non si può trasmettere direttamente, non si può iniettare, non si può scaricare come un programma. Io credo che parlarne, discuterne con loro, come stiamo facendo ora,
sia il modo migliore per far capire che bisogna stare attenti anche alle piccolezze. Che poi sia colpo di sonno, che sia lo 0,3 o quant'altro, però dobbiamo imparare a riconoscere anche il colpo di sonno. A me comunque quando sento gli adulti che dicono dovremmo accompagnarli, insegnarli, mi viene un po' da ridere, perché è palese come ci siano non uno, non due, ma 20 locali in cui comunque entrano 14enni, 15enni e c'è il drink omaggio ed è evidente il giro di soldi che c'è sotto e il giro di prevendite. Comunque ci sono locali in cui sono andata la polizia più volte, le hanno trovato più di stupefacenti, droghe pesanti, alcol, minorenni, e comunque quei locali sono ancora aperti. Ora non è per fare il santarellino, perché però è inutile che ci venite a dire gli adulti devono di qua, quando poi sponsorizzate locali anche, cioè a 14 anni, ok? A 14 anni, 15, puoi benissimo andare in qualsiasi locale e trovare uno di 14 anni che vomita o è per terra, ma perché? Perché fa figo, ok? Fa figo, ma infine quel locale è aperto perché? Perché vendi da bere a un minorenne, sei tu che lo fai. Le prevendite sotto lo fanno solo per quello, perché è tutto un giro di soldi. Cioè, ed è sempre cioè, non c'è una soluzione, perché alla fine dove girano i soldi, anche se le cose vanno male, le fanno girare comunque, le nascondono, ok? Viene fuori la notizia, trovate stupefacente di qua, di là, e poi è aperto comunque. Cioè, cosa pensa? Adesso è morto quel giovane a Castelfranco, i giornali ci hanno mangiato su, non so neanche io per quanto tempo, per non dire le robe false che hanno evidentemente detto, perché ovviamente si cerca sempre lo scoop nei giornali o nella televisione. Però queste robe non le dicono che hanno trovato lo stupefacente al ragazzino, ma non dicono che il proprietario è la quinta volta che viene denunciato dai carabinieri e comunque il locale rimane aperto. Ma io ti rifaccio la domanda, perché non è tornato a casa sapendo che la patente era stata ritirata? Perché tu hai l'obbligo di tornare a casa. Tu hai l'obbligo di tornare a casa, ma là è una scelta sua, io non giustifico il ragazzo, lui poteva benissimo tornare a casa o fermarsi, poi non so se... Tu saresti ritornato a casa? Sì, io sì, perché ormai la serata sarebbe andata... Cioè... Sicuro? Allora, non è ferma. Dai. Il ragazzo economicamente stava bene, perché stava bene. Sappiamo. Quindi diciamo che, quindi se lui torna a casa, ha la patente ritirata, vabbè, comunque bene o male, cioè... Anche Non è un problema. I ragazzi, quelli che desfano le macchine o robe così, sono ragazzi che alla fine dicono lo faccio, desfo la macchina, perché alla fine poi non prendo tante parole. Se un ragazzo ha una macchina che è di sua madre, non è sua e gli serve per andare al lavoro, non va a rischiare di spaccarla, perché come vai a spaccare la macchina poi complichi la vita alla tua famiglia. Poi se uno non ci arriva a sta roba è perché evidentemente non gli hanno insegnato il valore dei soldi. Perché vai a distruggere una macchina e tu non ti pesa, perché? Perché te la paga la mamma e il papà. Invece se tu quella macchina la distruggi e ne pagano i tuoi, ma ne risenti anche tu nella tua vita, perché se i tuoi ne devono pagare i tuoi danni, anche tu li risenti, cioè cosa ti pensi? Sentiamo il genitore cosa ti risponde. Ma sono stati toccati tanti temi molto interessanti e la questione è molto molto complessa. Io mi sentirei di dire alcune cose, di fare alcune osservazioni tra i discorsi che ho sentito. Primo, non è assolutamente vero che i giovani non capiscono quello che fanno, non si rendono conto. O meglio, è anche degli adulti questa cosa qua. Io lavoro nei cantieri edili, lavoro con persone che sono adulte, padri di famiglia, e dico che sono molto poche le persone che si rendono conto del rischio. Del pericolo. E soprattutto io dico loro, ma tu ti rendi conto di quale peso scaricheresti sui tuoi figli se a te capitasse qualcosa? È come se tu li condannassi a vita senza che loro abbiano fatto nulla. Non si rendono conto di questa cosa. Allora, è un discorso educativo, bisogna battere. I giovani sono assolutamente come noi, anzi sono meglio di noi, perché hanno l'animo che non è ancora inquinato dalla vita, insomma, ecco, la semplifico così. Volevo dare il microfono a questa bellissima ragazza e sentire cosa risponde al suo compagno, che ha detto: attenzione, non è tutta colpa nostra, siete voi che state dandoci questo, state facendo questo business. Sicuramente la penso
in parte anche io come il mio compagno. In parte? Sì. Quale parte? Del giro che ci può essere dietro e dei propri interessi, tralasciando i valori che starebbero alla base. E quello che invece non condividi qual è di quello che ha detto? Un po' in generale, cioè non è che è solo colpa loro. Come benissimo io decido di prendere il drink, lo faccio anche io, anche se ho una minore età, sicuramente con consapevolezze minori per un'età che posso avere, però anche appunto il locale che mi dà l'opportunità di fare questo. In parte tutte e due. Comandante. Sono accuse pesanti, ma giustamente me le sono chiesta anch'io questa cosa. È giusto assolutamente avere un approccio critico e questi ragazzi ce l'hanno assolutamente, però io credo che si possa fare un ragionamento almeno parzialmente diverso nel momento in cui usciamo noi più grandi, usciamo dal luogo comune i giovani sono il nostro futuro, perciò dobbiamo intanto loro sono lì come se fossero in attesa che noi facciamo, vediamo. I ragazzi più giovani sono il loro presente, sì, possono essere anche il nostro futuro, ma soprattutto sono il loro presente, e qualcuno di loro, se ci fate caso, ha detto chiaramente: sono io che scelgo di fare questo, sono io che scelgo di fare quello, sono io che ho deciso di salire nella macchina in 7, sono io che ho deciso di bere. Sì, è vero, il locale mi ha dato da bere, giusto, i carabinieri ci sono andati, la polizia ci è andata, sicuramente ha fatto sanzioni, sicuramente, poi magari lo ha chiuso per qualche settimana, poi ha riaperto e magari qualcuno ha continuato a infrangere le regole se ci sono bisogna rispettarle, perché servono per quello, servono per tutti. Se tutti rispettassimo le regole io potrei togliermi la divisa e sarei un disoccupato. Magari cercherei volentieri un altro lavoro, sinceramente, se fosse questo lo scenario, perché alla fine è una questione di scelte. C'è stato detto che le regole, qualunque esse siano, vanno rispettate. Poi ci sono dei modi legittimi e corretti per contestarle se non le riteniamo giuste. C'è una via da seguire, è prevista, lo possiamo fare, e molte volte ha portato al risultato di cambiarle quelle regole. Quindi non c'è non c'è nessun complotto della società contro di noi, a nostro scapito, men che meno a scapito dei nostri giovani. Questo è un dato oggettivo. Siamo noi che decidiamo quanto vogliamo rispettare le regole, quanto vogliamo applicarle e soprattutto quanto male vogliamo farci. Certo, possiamo essere aiutati dall'esterno, questo è vero, è un dato oggettivo e incontrovertibile. Le forze dell'ordine, da questo punto di vista, le istituzioni cercano di fare quello che possono per limitare questo, ma alla fine le nostre valutazioni ritornano su noi stessi, perché siamo noi che saliamo sulla macchina, siamo noi che andiamo al bar, siamo noi che facciamo questo. Certo, possiamo essere aiutati, ripeto, ma non togliamoci, come dire, non entriamo in quel luogo comune di dire sì, vabbè, però cercare sempre di dare la colpa a qualcuno, perché poi un po' il male, dal mio punto di vista, un po' dei tempi nostri, è che cerchiamo sempre di dare la colpa a qualcuno, ma mai di dire dove o cosa abbiamo sbagliato noi. Cosa vuoi rispondere? Dopo aver sentito queste parole, aver sentito anche i tuoi compagni, lui che ha il coraggio di dire una realtà che molti di noi conoscono e dicono: ma come mai? Perché tutto questo alcol? Perché girano così tanti soldi? Perché tanta droga? Perché abbiamo fiumi di droga. Mi dicevano che il nostro Sile, se si analizza, comandante, verrebbe fuori più droga che acqua fra poco. Perciò bisogna... La settimana scorsa l'avrete visto, no? Abbiamo chiuso l'autostrada e controllato tutti. 1 su 5 era alterato alla droga. 1 su 5 che circolava in macchina nella notte di sabato, e li abbiamo controllati tutti, quindi non possiamo dire qualcuno sì, qualcuno no. Abbiamo chiuso l'autostrada, tutti dentro, 500 persone, tutte controllate. 1 su 5 di quelli che abbiamo controllato era non 1 su 5 su 500, perché il test droga è un test complicato, certo. Ne abbiamo fatti 25 nel corso della notte, ok? Ma su 25 test droga abbiamo fatti, 5 sono risultati positivi alterati, anzi 7 positivi, 5 in stato di alterazione al momento del controllo. Questi sono dati oggettivi. Esatto. Tutti adulti. Come? Tutti adulti. Non tutti adulti. Anche, ma c'era un neopatentato fra loro che aveva assunto sostanze alcoliche e stupefacenti e in stato di alterazione insieme. Allora, Quindi, dopo aver sentito questo, cosa dici? Sì, è vero, come ha detto lui prima, che c'è un business alimentato di locali per vendere droga, però questo business c'è perché ci sono molti
giovani che consapevolmente scelgono di prendere alcolici, stupefacenti. Se tanti giovani iniziassero a pensare con la testa, a dire no, hanno fatto quelle cose, sicuramente questo business sparirebbe. Sicuramente si ridurrebbe, sì. Quantomeno. Rispondi, dammi che mi piace, permesso, vai. No. Cos'è che ha detto lui? Ha detto che se qualcuno si facesse un po' esame di coscienza, dicesse non devo fare così, non devo bere, non devo... Non alimenterebbe sto business. Allora, se non vogliamo che sto business non si alimenti, perché lo Stato ci deve guadagnare su sto business della morte? Dato che da come ne parliamo, eppure c'è il monopolio di Stato sulla bottiglia di alcol. Cioè, cosa vuol dire? Il business, anche sulle sigarette, hai detto se fumi muori, però te le vendo. Appunto, e allora io prima non ho detto che è colpa degli esterni, perché ognuno fa le sue decisioni, ma non puoi neanche venire a dire, a fare la morale sui grandi devono accompagnare i giovani. E ok, sì, ci sta come roba, dei grandi devono accompagnare i giovani, però quando evidentemente ci sono le situazioni ideali, favorevoli, perché alla fine gli inviti ti arrivano su Facebook, su WhatsApp, cioè c'è gente che le sponsorizza ste feste, cosa pensate? Che uno deve andare a cercarle per andare a trovare sto luogo, vengono sponsorizzate e pagate al massimo gli sponsor in modo che ti appaia nella bacheca di Instagram o Facebook. Quindi io non sto colpevolizzando il locale o l'esterno, come ho già detto. Ma bensì il sistema che c'è dietro, perché alla fine vai a mettere il monopolio di Stato sull'alcol, vuol dire che tu li vuoi gli interessi, tu non vai in TV, fai il moralista di qua e di là, su e giù, però alla fine i tuoi interessi li vuoi, il monopolio su quella bottiglia c'è, quindi a te interessa che la gente la compri, perché se non interessasse così tanto l'assunzione di alcol, perché ci dovrebbe essere il monopolio? Comandante? Beh, risponderò con, ovviamente io non sono un economista, quindi come dire, faccio un ragionamento semplicemente perché i ragazzi sono molto svegli, intelligenti, credo che possano fare le loro valutazioni su quello che dico. C'è un grande assente questa sera, no? Nei temi di stasera, perché abbiamo parlato delle vittime, che ovviamente sono il tema di questa sera, ma c'è un mondo molto più articolato e molto più non più tragico, altrettanto tragico, che sono coloro che non muoiono ma restano segnati da un incidente. E non ne abbiamo parlato stasera perché non c'è tempo per farlo nell'economia della serata, però questo tema è un tema che al nostro paese costa, non so quanti di loro ne hanno sentito parlare, del PIL, del prodotto interno lordo, no? Ma i costi sociali dell'incidentalità in Italia sono 1,5 punti del PIL. Questo significa che i monopoli di Stato non arrivano neanche lontanamente a 1 punto di PIL. Quindi solo un ragionamento matematico fatto da un non economista come me verrebbe a dire: se il sistema è corrotto e vuole guadagnare dal monopolio di Stato, come dire, facendo fortuna sulle tragedie altrui, come dire, sarebbe poco lungimirante perché spende molto di più in realtà di quello che guadagna. Allora mi verrebbe da dire che questo ragionamento forse non è così calzante, probabilmente le ragioni sono altre. Vai. Te lo dicono perché giustamente Spiro a dirlo qua in televisione, una roba del genere, a dire che c'è un complotto sotto, che lo Stato ci vuole guadagnare, chi mai lo direbbe in TV? Beh, è una cosa molto semplice, i bilanci dello polizia. Stato sono pubblici, si può guardare, si può vedere quanto guadagna lo Stato ogni anno con la legge finanziaria. Magari quando sarai più grande e avrai piacere di approfondire queste materie, magari le studierai, scoprirai che ci sono dei punti della finanziaria dove c'è scritto esattamente dai monopoli di Stato quanto entra nelle casse dello Stato e poi c'è esattamente quanto viene speso per i costi sociali derivanti dall'incidentalità e scoprirai che è molto di più. Professore, vedo che vuole intervenire, che scuote la testa, dice sì, ma cosa dice? Io credo che la voglia di scoprire la vita che c'è nella giovinezza, che c'è alla loro età, porti in sé inevitabilmente la trasgressione. E il problema è che per capire dov'è il limite bisogna in qualche modo metterci un piede di là e scivolare, è istantanea la questione. Però non ha tutti i torti, anche lui dicendo queste cose dice una realtà che è sotto la luce degli occhi. Io sono stata in prima linea comandante con le forze dell'ordine e quando entravo su questi locali più di qualche volta mi dicevo: ma
come mai ci sono alle 8 di sera e non ci sono all'1? Parlo di anni fa, quando si faceva il drug test e nessuno voleva fare il drug test. Perché? Perché avevano paura, perché se fossero stati puliti il drug test lo avrebbero fatto. Quando dicevo a loro, con voi, con le forze dell'ordine, dicevano allacciati le cinture quando sali sulla slitta, quella famosa slitta che slitta ti fa capire cosa vuol dire cozzare a 50 all'ora contro un corpo contundente. Ma chi se ne frega, ma io sono forte, ma io non mi allaccio a niente, pronto soccorso, colpo di frusta. Ecco, questo modo di sentirsi più forti delle volte era causato anche dall'alterazione che avevano in corpo, che non si rendevano conto che non erano nelle proprie facoltà di capire che in quel momento, anche se andavano a 30 loro, si sarebbero fatti del male perché i riflessi non erano quelli. Come mai, professore, si fa fatica a far capire che i riflessi sono una cosa importante, che l'alcol altera tantissimo questo, anche a 50 all'ora? Bisogna sbatterci la testa, è proprio il caso di dirlo. E questo è il problema, che finché non si prova sulla propria pelle ci si pensa invincibili. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, professore? Sì, io penso che non sia corretto dare la colpa alle sostanze che assumiamo, che ci vendono, che troviamo in giro, perché andando oltre i nostri confini, negli altri stati, negli Stati Uniti, anche in alcuni paesi in Europa, in una società più avanzata, bisogna dire, in uno stato più avanzato da alcuni punti di vista, hanno preferito in questi stati educare i ragazzi piuttosto che proibire certe cose, e educando, quindi anche sbagliando molto probabilmente, capiscono meglio piuttosto che proibendo queste cose, perché è molto facile andare a trasgredire, come ha detto il professore, e dopo andarsi a pentire di ciò che è successo. Don Franco? Stavo ascoltando, molto interessante, ma io credo, almeno ho elaborato, ho 68 anni, quindi un po' di esperienza ce l'ho dietro, credo che non si risolve nessun problema con le colpevolizzazioni. Colpevolizzare vuol dire tirarsi fuori dalla responsabilità, almeno per me è questo. Invece bisogna elaborare, non solo elaborare, ma sospendere giudizio per ascoltare. Noi non ci ascoltiamo, io sono dell'idea che non ci ascoltiamo più. Anche nei dibattiti tante volte non ci si ascolta. Io parto con una mia idea, quella idea deve passare e questo. L'abbiamo fatto tante volte noi questi errori nella Chiesa, basta adesso, basta. Cosa ci vuole? Questa disponibilità verso l'altro senza colpevolizzarlo. Ho imparato una cosa molto importante nella mia vita, che Dio non colpevolizza nessuno, ma abbraccia e ama. Forse noi non ci abbracciamo e non ci amiamo perché non ci ascoltiamo. Io propongo questa non soluzione, ma strada da percorrere, perché le soluzioni, quelle lì già confezionate, non funzionano. È un percorso, se noi non impariamo, secondo me, che la vita è un percorso e imparerò a viverla quando tirerò l'ultimo respiro, allora per me si può fare una strada più bella. Sentiamo anche questo ragazzo. Ma diciamo, vabbè, in merito a quello che ha detto il Don, sì, insomma, sembra anche a me che colpevolizzare sia, accantoniamo le nostre colpe, no? Però, cioè, io sinceramente non saprei cosa rispondere, neanche a quello che ha detto il ragazzo, che non mi ricordo il nome. Sì, Marco. quello che ha detto Marco. Cioè, non saprei da che parte stare, perché in realtà è vero, c'ha anche ragione lui, purtroppo c'è un giro sotto, è anche grosso. Cioè voi lo vedete anche così? Certo, però io personalmente mi pongo un limite sopra il quale non vado mai. Ah. Cioè tu dici fin là arrivo, poi mi fermo. Basta. Anche se qualcuno vicino a te ti incita magari a sorpassarlo.
Secondo me bisogna imparare un po' più a ragionare con la propria testa, non come ragiona il gruppo. Come diceva allora il professor Matteo. Per il resto io non saprei, cioè, che colpa, da che parte stare, diciamo. Anche questa ragazza vuole dire la sua, prego, siete voi i protagonisti, ho detto, perciò dovete parlare voi, noi vi ascoltiamo. Beh, allora, intanto secondo me è importante capire che ognuno deve ragionare pensando a se stesso e agli altri e che comunque è sbagliato farsi influenzare dall'esterno perché magari può essere visto più figo bere quel bicchiere in più, sicuramente magari è piacevole bersi quel bicchiere di vino, non ci vedo niente di male, però comunque bisogna essere coscienti nel cosa si fa dopo e bisogna anche stare attenti, cioè nel senso gli amici buoni sono anche quelli che ti dicono guarda che è il caso e non è il caso oppure ti assicurano che il tornare a casa in questo caso sia sicuro, se no cioè, la colpa bisogna assumersela e spartirla anche su più persone. Prossimo servizio. Un ammasso di lamiere accartocciate su se stesse, un'auto completamente distrutta collocata all'esterno del municipio di Resana, appesi intorno alcuni cartelli che mettono in guardia sull'uso di alcol, sull'utilizzo del cellulare o sulla disattenzione al volante. È il simbolo della campagna shock avviata dal comune per sensibilizzare gli automobilisti, soprattutto i più giovani, sui comportamenti corretti da tenere alla guida. Dare immagini scioccanti, un messaggio forte, però meglio scioccare le persone prima che succedano certe tragedie che purtroppo succedono nelle nostre strade, in particolare quando colpiscono i giovani. Ogni anno Resana piange una giovane vittima della strada, spiega il primo cittadino. Purtroppo però quello della morte per incidenti, stando agli ultimi dati, è una vera piaga per tutta la Marca, che nel 2018 ha contato 56 decessi e risulta essere maglia nera in Veneto se si fa riferimento al numero di abitanti. Spesso si tratta di giovani, è proprio a loro che è rivolto l'incontro organizzato dall'amministrazione comunale di Resana. Abbiamo organizzato per giovedì 21 novembre un incontro dal titolo A tutto c'è un limite, dove assieme all'Associazione Italiana Familiari Vittime sulla Strada e assieme alla Polizia Stradale verranno date indicazioni sulla guida corretta, la guida sicura, quindi con immagini scioccanti. Intanto la Marca si stringe intorno alla famiglia di Niccolò Di Giacomo, lo studente 17enne di Casale sul Sile, morto ieri pomeriggio all'ospedale Cafoncello. Il giovane era rimasto gravemente ferito in un incidente lunedì mattina mentre andava a scuola in moto lungo viale Fellicent a Treviso. Le lesioni riportate erano apparse subito gravissime e le speranze che si potesse riprendere si sono spente definitivamente nel pomeriggio. Marco, hai visto queste immagini? Vedo il tuo sorriso. Cosa vuoi dire, Marco, a questo sindaco che ha detto cercheremo anche con queste immagini di far capire l'importanza della guida? Guarda, io dico che è giusto sensibilizzare tutto, però adesso cioè, quello che una persona viene, come si può dire, se tu mostri quella macchina là tutta distrutta, ora come ora i giovani non li fa. Io porto un esempio di mia mamma che quando era alle elementari, no, ha fuori dalla finestra una scena c'erano 3 cani, 2 che ne sbranavano uno e le è rimasta ancora questa immagine. Ora come ora, con internet e con tutto, col telefono, cioè a me una macchina così non mi dà chissà che impatto, perché posso dire che ne ho viste di cose molto peggio su internet, su qualsiasi canale, dall'uccisione, dallo stupro, dall'abuso, da scuoiamento, tutte le peggio robe, cioè neanche vi immaginate secondo me, ma anche gli adulti non se li immaginano. Il sindaco mette là la macchina, ok, messo là la macchina. Anch'io l'ho vista perché la noti, cioè come fai a non notarla, ma non ti dà quell'impatto che ti darebbe. È proprio perché adesso la sensibilità dei giovani è molto inferiore secondo me, come era una volta, perché una volta tutte le robe con cui vieni bombardato quotidianamente, sia dal telefono che dalla televisione, che da questo che da quello, te la abbassano la tua sensibilità, cioè comunque non ti fa quell'effetto. Cosa dovremmo fare secondo te? Cos'è qualcosa che vedi che manca secondo te? Secondo me non c'è niente da fare. Ormai la generazione è così.
Dal 2000 in poi, non che voglio fare i 2000 come la solita leggenda, ma dal 2000 in poi con le tecnologie, con tutte le robe che è venuta fuori e gli scandali e di qua, i social media, cioè c'è poco da sensibilizzare. Ormai le robe in internet girano, le cose le vedi, se entri in internet non la togli più, quindi tu di robe peggiori ne vedrai. Secondo me tutta la vita è sempre peggio alla fine, cioè non sensibilizzare, ok, massimo rispetto per portare la parola nelle varie scuole, perché comunque bisogna ricordarlo e anche mostrare Avete immagini. visto che è arrivato qua, serve la parola nelle scuole, forse è più impatto la parola nella scuola che non la macchina che vedi fuori, Marco? Sì, sicuramente, però alla fine Cioè questo genitore che viene nelle scuole, tu a questo genitore cosa vuoi dire, Marco? Che ha perso la figlia. Voglio dire che alla fine la colpa, cioè fa il doppio più male il suo caso, perché comunque la colpa non era né di sua figlia né del guidatore, infatti è stata dal guidatore esterno che ha attraversato, e là infatti non puoi neanche collegarlo all'alcol, là è semplicemente il destino e non ci si può fare niente, secondo me. Cioè alla fine è il momento sbagliato. Anche io ho avuto amici che comunque per un secondo o meno è stato investito, ma proprio per un secondo, perché ha attraversato la strada e si è fermato quel secondo a guardare la macchina che punto fosse. Scusa un attimo, l'ultima parola volevo fare, poi la lascio. Tu hai fede, Marco, credi nella fede? Zero. L'avevo capito. Prego. Allora, io non A voi glielo sono, chiede lei. non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Marco. E volevo chiedergli una cosa, ma tu sai quanta strada si fa in un secondo a 180 all'ora? No. Ok. Allora a 180 all'ora fai 50 metri al secondo. Ok. Se tu, adesso faccio un esempio ipotetico che non è riferito ovviamente al caso che mi riguarda personalmente, ma se sei in un incrocio e giri la testa da una parte e dall'altra, quanti secondi credi di impiegarci a fare questo tipo di operazione? 2, 3. Ecco, allora in 3 secondi fai 150 metri. Se hai una siepe che ti nasconde la visuale, quando tu vedi la macchina, la moto ti è già addosso. Quindi io capisco tutti i tuoi ragionamenti, eccetera, e Che si possono anche ma capire. sì, sono anche condivisibili, eccetera, però, ripeto, non è tutto così scontato. Poi alla fine è il risultato di scelte, di una serie di... Non è d'accordo su cosa? Io non sono d'accordo, per esempio, sul fatto che determinati incidenti fosse destino, che doveva succedere, eccetera, capito? Perché l'alcol, Aspetta, perché sennò non si l'alcol, i riflessi, la velocità, ci sono tanti fattori che possono influire, diciamo, nella dinamica di un incidente. Poi c'è anche il discorso che hai fatto tu, sicuramente il business che c'è attorno ai giovani, perché sono soldi. Soldi, i giovani. Su questo, però, diciamo, io non sono d'accordo con te nel fatto di, in un certo senso, dire beh sì, tanto alla fine è tutti così, eccetera, eccetera. No, secondo me con l'educazione, la consapevolezza, eccetera, si può migliorare la cosa, si può migliorare la cosa e riuscire, per esempio, come a salvare delle vite, a dare consapevolezza a scimuniti come voi, passatemi il termine, di cos'è la vita, che non tante volte si butta proprio vanamente con una cosa, diciamo, anche salvare una vita è fondamentale, importante. Certo, certo. Don Franco, lei vuole fare un'altra domanda a Marco. Marco sta soffiando perché sei quello che forse ha toccato il tasto del business, dell'alcol, della droga, oltre che non c'è l'oltre, l'accompagnamento. Ma a me piace quello che dice Marco, se non altro perché ha il coraggio di dire quello che pensa.
E guarda Marco, ce ne sono pochi, sai, di quelli che hanno il coraggio di dire quello che pensano, perché tante volte, tantissime volte, forse anche in televisione, no? Uno vuole fare bella figura. No, tu stai facendo una bellissima figura perché stai dicendo quello che pensi. Ma la domanda che io volevo fare, che non è una domanda pretesca, ecco, chi mi conosce sa che io non sono clericale, noi, dico noi, ma abbiamo fede in noi stessi? Fede cosa significa? Fiducia. Ci fidiamo di noi stessi? Questa è una domanda prima, la prima domanda. Ci fidiamo di noi stessi? Poi. In che ambito? In che ambito? Fidarti di te stesso. Che tu puoi costruire per te una vita bellissima. E se non fai questo, tu ti metti nelle mani di qualcun altro che te la costruisce come vuole lui. Tu hai fede, hai fiducia in te stesso. Credi in te. Credi in te. E se tu credi in te, ti accorgerai che piano piano crederai anche negli altri. Perché ti accorgerai che anche gli altri sono come te. Sono come te. Se poi vuoi che faccia il cappellino da prete, se vuoi che faccia anche quello lì, Dio non è nell'alto dei cieli, perché io dico, sai cosa dico in predica io? Che Dio è il Gagnana sgionfa quei trombette di angioiti che non gli impia sta in paradiso. Dio sta qui sulla terra con noi, sta dentro la buona volontà di ogni persona. Allora, adesso io do il microfono a tutti voi, una semplice domanda e una velocissima risposta. Andiamo con Francesca. Francesca, credi in te? Sì. Passa, ma dovete rispondere veramente, perché Don Franco è stato molto chiaro. Passa ad Alice. Sì. Abbastanza. Bravo. Non del tutto. Io vorrei dire un'ultima cosa. Comunque, che dicevate tanto, i giovani bisogna ascoltarli, ma ascoltarli cosa? Che già da quando entri a scuola c'è una classifica che tu sei uno studente, il professore è un pubblico ufficiale, tu sei uno studente, qualsiasi cosa tu dirai, qualsiasi cosa dirà il professore, quella che dirà il professore sarà quella giusta, perché alla fine per ruolo di potere lui ha ragione, tu puoi essere giovane, puoi parlare, ma chi ti crede? Lui è un pubblico ufficiale, un professore, la sua parola varrà 3 volte la tua. Ma noi stasera ti stiamo ascoltando. Boh, sì, credo in me. Ah, ma l'hai detto in una maniera che... Sì, credo in me. Mamma, credo in me. Mamma, ciao. Prego. Non tanto. Non tanto, perché? Perché ci sono alcune volte che mi faccio prendere non riesco a fare determinate cose, non riuscirò a fare determinate cose. Cara, ma dai. Sì, a volte capita anche. Capita, è capitato a tutti, è vero. Guai se non capitasse, secondo me, di farsi questi interrogativi. Brava. Andiamo. Mademoiselle? Sì, credo in me. E perché? E quando hai sentito lei che ha detto delle volte faccio fatica, ho qualche dubbio, a te viene qualche dubbio delle volte? Sicuramente comunque il dubbio è giusto, perché comunque mettersi in dubbio è anche mettersi alla prova e provare a vedere dove non riesci, quindi è giustissimo assolutamente, soprattutto quando sei giovane che hai bisogno di capire, e quindi mettersi in dubbio e anche prendere più, cioè analizzare la situazione da più punti di vista, capito? Secondo me è giustissimo assolutamente. Vai? Sì. Credi in te? Sì. E il tuo futuro migliore te lo creerai perché Sì. credi in te? Sì, perché ho sempre visto anch'io che quello che voglio fare ci Lo riesco. raggiungi? Sì. L'obiettivo? Sì. Raggiungere l'obiettivo? Magari non alla prima volta, ma poi riesco a raggiungerlo, quindi credo in me. Allora, diciamo, nella mia situazione ho avuto una parte della mia vita dove non credevo molto in me. Devo dire la verità, non ero molto sicuro. Poi determinate situazioni anche familiari mi hanno spinto a credere in me stesso. Devo dire anche lo sport mi ha aiutato in questo. Bravissimo, fondamentale. Sì. Passa il microfono. Anch'io credo in me e soprattutto in me più degli altri. Nel senso, non credo agli altri, ma credo più in me. Professor Bellini, e lei crede in questi ragazzi? Quanto ci crede? Tanto, se no non farebbe il professore. Non sarei qua, esatto, sì. Assolutamente. Stavo riflettendo anche se io credo in me.
e pensavo che alla loro età credevo molto di più in me di quanto non lo faccia ora. Probabilmente ho ceduto una parte di egocentrismo col tempo, con l'età, insomma. E quindi forse credere troppo in sé è anche un po' rischioso. Comandante, e lei in cosa Credo in crede? me? Credi in lei? Moderatamente, ma credo soprattutto in qualcos'altro, perché credo che sia importante che ognuno di noi trovi un suo modo di incanalare le sue caratteristiche, le sue abilità, le sue disabilità, tutto ciò che ci caratterizza può essere finalizzato a qualcosa che va oltre il nostro piccolo orticello. E da questo punto di vista è anche un ragazzo molto intelligente, quindi mi piacerebbe che facesse quella scalata sociale che tanto contesta in questo momento, per cui l'insegnante va ascoltato ed è superiore all'alunno, perché la vita è tutta una gerarchia e non finisce mai, cioè quando arrivi in cima scoprirai che c'è qualcuno ancora più in alto di te. Allora l'invito che faccio a lui è di provare a fare questa scalata e provare a stare lui sopra a qualcun altro e ad avere questa responsabilità, perché quello poi diventa, perché noi la vediamo da sotto a sopra, vediamo chi ci comanda, ma chi sta sopra di noi in qualunque forma o misura, che sia perché è l'insegnante, che sia perché è il nostro parroco, che sia perché anche il parroco ha il vescovo, ha Sua Santità, insomma tutti abbiamo i nostri, e Sua Santità ha il suo superiore e via così, e non c'è fine. Allora forse quando si sta in una posizione sovraordinata a qualcun altro, allora scatta quel desiderio di protezione, di tutela di chi sta sotto, anche dandogli delle regole che probabilmente servono proprio ad aiutarlo e a salvarlo. Magari forse quando arriverà Marco sopra, forse vedrà queste cose e magari sarei curioso di rifare questa chiacchierata con lui quella volta. Simone. Rispondo anch'io. Anch'io non credevo in me e mi ci è voluto un po' anche per capirlo, però chi me l'ha fatto capire è stata mia figlia di 4 anni e mezzo, a cui non puoi dire che non credi in te, perché tu sei tutto. Quindi papà... Quando Marco diceva forse questa sera non sono stato capito, volete accompagnarmi o io non voglio l'accompagnamento, cioè lasciatemi... ma non solo lui, cioè io sento tanti ragazzi come Marco. Lui è tutto quello che magari... quel genio, quella sregolatezza di cui tutti noi a volte avremo bisogno, o quella voglia di fare quel passo nel vuoto, solo che dobbiamo avere la compagnia giusta per fare il passo nel vuoto, a volte dobbiamo avere chi ci insegna a farlo, e a volte bisogna avere il coraggio di farlo, come lui ha avuto il coraggio stasera di buttare fuori un po' tutto quello che Professoressa non siamo noi. E lei a questi ragazzi cosa vuole rispondere? Dopo questa serata cosa si porterà a casa, professoressa? Tantissimo, perché tutti loro sono stati molto veri. Io credo che comunque noi adulti abbiamo prima di tutto l'obbligo di essere un esempio nel bene. Soprattutto nel bene. E sentire questi ragazzi parlare e soprattutto dire delle verità magari nascoste che qualcuno non vorrebbe sentire, invece hanno il coraggio di dirlo? Beh, io li apprezzo tantissimo, perché sono dell'idea che oggi almeno hanno comunque la possibilità di esprimersi in modo più libero rispetto anche alla nostra generazione, e quindi per me questo è un passo in avanti. E dico, continuate ad essere così spontanei e così veri, perché è importantissimo. Noi cerchiamo di farlo e personalmente io cerco sempre di ascoltarli, poi a volte ci riesco, a volte no. Insomma, perdonate anche i nostri errori da adulti. Avete capito? È la professoressa che dice perdonate anche noi adulti che forse facciamo più errori di quelli che pensiamo. Don Franco, lei cosa si porterà a casa questa sera? Ormai la trasmissione è finita, dobbiamo fare i saluti. Porto a casa un bel incontro con i giovani che hanno avuto anche il coraggio di dire tante cose, ma soprattutto giovani che ci tengono alla loro vita, faranno difficoltà,
e io gli auguro di avere difficoltà, perché senza difficoltà non si cresce, glielo auguro veramente, ma gli auguro anche di avere dei sogni. Quella sera lì al Duomo di Castelfranco io ho concluso dicendo I have a dream, io ho un sogno, e se volete ve lo posso anche dire qual è il mio sogno. Il mio sogno è che impegnarmi per la vita dell'altro, capisco meglio com'è la mia vita. Vi consegno questo sogno mio, se lo volete accogliere. Io ringrazio tutti quanti voi, io spero che quando andiate a letto questa sera riflettete su quanto bisogna che parliamo con questi ragazzi, ma soprattutto lasciamoli parlare, che forse ascoltandoli capiremo molto di più. Adesso sentiamo la nostra bravissima cantante, con quale canzone chiude questa serata? My Heart Will Go On di Celine Dion. E vai! Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you opened the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and touch us one time and last for a lifetime. Never let go till we are gone. Love was when I loved you. One true time I hold you. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you opened the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. You're here, there's nothing I fear. You are safe in my heart, does go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. My heart will go on
buonanotte, grazie a tutti.